Sei già partito? Sì, tanto poi tagliamo. Buongiorno amici, buongiorno, oggi è domenica e siamo vicinissimi a casa perché siamo al Bignasego, per chi non è delle nostre parti siamo in provincia di Padova. Oggi proviamo una cosa, parlo al plurale perché c'è il maritone che sta riprendendo. Ciao. Salve. Proviamo una cosa che ho salvato, cioè ho trovato su TikTok, gironzolando su TikTok tanto tempo fa, ma non abbiamo mai avuto tempo di farlo e essendo che finalmente ho un weekend più o meno libero, oggi ci diamo a questa avventura che è il geocaching. Spero la pronuncia sia giusta, che è niente di più, niente di meno di una semplice caccia al tesoro. C'è un'applicazione da scaricare che poi vi metterò se siete interessati a provare anche voi, dà delle coordinate GPS. In queste coordinate, nel punto esatto della coordinata bisogna un pochino cercare perché l'oggetto da trovare potrebbe essere, non lo so, su un albero nascosto a qualche parte, ma tutti punti molto facilmente raggiungibili, giusto? Vabbè, ok. Dopodiché si trovano questi bussolotti, questi contenitori, e dentro c'è il logbook da firmare semplicemente, niente di più, niente di meno, non sono cose pericolose, si può fare in famiglia, coi bambini, molto, molto, molto easy. Lo proviamo, ho trovato abbastanza tante coordinate qui vicino a noi. Adesso siamo fermati a bere un caffè, siamo in un bar vicino alla prima coordinata che andremo a vedere. Questa non so se si vedrà qualcosa alla schermata dell'applicazione, che si chiama proprio geocaching, da scaricare gratuitamente. E basta, proviamo, vediamo cosa troviamo. Allora, il primo punto, che è quello più vicino a dove eravamo, dove siamo fermati a bere il caffè, è proprio qui al Bignasego, in centro, a Villa Obizzi, che è lì, nel parco di Villa Obizzi. E andiamo a vedere se lo troviamo. L'ultima volta è stato trovato il 16 marzo, ieri, qualcuno l'ha trovato e ha firmato il bussolotto. Andiamo a vedere perché ci sono varie spiegazioni per ogni punto, no? E qua dice richiede l'attenzione del proprietario, non so cosa voglia dire. Non disponibile 24 ore su 24. Boh, andiamo a vedere. Dietro la villa mi fa andare. Allora, l'applicazione ci ha guidato quasi precisamente nel punto in cui si trova il bussolotto veneto, contenitore. E infatti l'abbiamo già visto, è nascosto qui dentro, sotto questa pietra. Che fai? Buccia. Ah, è un ovetto Kinder, adesso lo apriamo e firmiamo anche noi. C'è il trucchetto. Carocca. Eccolo, è un ovetto Kinder. Siccome è talmente tanto che non faccio un video per YouTube, ho premuto il tasto sbagliato sulla migia, pensavo aver interrotto la registrazione, aiuto parto, e invece no, vabbè, non importa, dai, l'abbiamo trovato, il primo bussolotto. Adesso lo apriamo, ecco qua. Aspetta, ci sono più fogli dentro. Allora, questo è il foglietto con le varie firme, non so cosa si vede, infatti eccolo qua, come c'è scritto sull'applicazione, l'ultimo è stato trovato proprio ieri da Ryan Bentley. Adesso firmiamo anche noi, vediamo se riesco a non distruggere tutto. Non scrive la penna. Cosa fa? Ozzo! No, la foglia. Ma puoi anche cancellarla, perché si cancella questa se vuoi. Non so se si cancella sulla scarpa, però. No. Ok, adesso firmo anch'io. No.
Valentina e scriviamo anche scatto, non scrive per scatto, ok? E oggi è il 17/03/24. Ecco fatto, firmato. Sorpresa dall'entusiasmo, non mi ero nemmeno accorta che dentro ci sono dei fogli, non li apro perché sono i più vecchi. Volevo leggere 2000, oppure che si rompano perché devo aver preso anche un po' di umido, di acqua. Ah, no, con le prime firme. Ecco. Volevo riuscire a capire di quando erano le prime, ma 2021, 2020, paura che si rompa, non voglio rompere, 2022, 24, 2024 mi pare un po' improbabile perché deve ancora arrivare, l'avevo sbagliato a scrivere, sarà stato 2023 probabilmente. Poi questi sono i primi foglietti che si è anche rotto con le prime firme e poi c'è quello nuovo che avrà fatto qualcun altro perché questo è pieno. Ecco, adesso io rimetto tutto dentro, questo è quello che abbiamo firmato noi, chiudo, opla, e lo rimettiamo, se ci riesco, ok, al suo posto, ok, così il prossimo lo ritrova là. E poi la cosa da fare è tornare sull'applicazione, registro lo schermo così poi lo metto nel video, ok, e digli che ho trovato il bussolotto, firma il logbook cartaceo, fatto, scambia oggetti, no, non c'è niente da lasciarlo, vabbè, prendi qualcosa, lascia qualcosa, se c'è un codice trackball, ma questo non ce l'ha, riposiziona e logga il ritrovamento. Adesso loggo il ritrovamento, l'ho trovato, aiuto, volendo si può lasciare un messaggio a chi l'ha creato, gli scriviamo un bel grazie con un cuoricino, ecco, lo inviamo e ho registrato il mio ritrovamento. Ecco fatto, blocco la registrazione, andiamo a cercare il prossimo. La cosa carina è che quest'app, questa attività nasce anche per scoprire un po' il territorio vicino a casa, un po' più in là, se si è in una città diversa per un motivo qualsiasi, è un modo diverso di esplorare il territorio. È carina, è un'attività semplice, divertente, alla portata di tutti. E la cosa bella è che sull'applicazione ci sono anche, non so se sempre, ma io ne ho trovate parecchie indicazioni, ad esempio se è accessibile con la sedia a rotelle, col passeggino, con i bambini, e quindi uno può scegliere anche prima se cercare quella posizione oppure passare alla prossima. Seconda location, siamo a Ponte Manco, che è paesino carinissimo, se siete in Padova e provincia venite a vederlo perché è proprio bello. E abbiamo già trovato l'indicazione che è di qua, lungo la via principale, l'unica via di Ponte Manco. Andiamo a cercarlo. Trovato, secondo bussolotto trovato, ci abbiamo messo un pochino perché è nascosto molto molto bene. Sono onesta, l'ho trovato il maritone, io no, non c'ero riuscita. Adesso mi viene anche il dubbio che con questo video spoileriamo troppi posti. Vabbè dai, pazienza, diamo un aiutino, tanto è una cosa da divertirsi. Tanti che interrompo le registrazioni. Bisogna spostare la pietra, però in realtà questa cosa c'era scritta nei suggerimenti dell'app, quindi non spoileriamo più di tanto. E questo è il bussolotto. Mamma mia, non è messo tanto bene questo però, Dai, c'è posto. Guarda, l'ultimo ritrovamento di un mese fa, 17 febbraio 2024. Questi sono quelli più vecchi. Ho letto nell'app che chi l'ha fatto ha fatto una manutenzione, quindi avrà cambiato i fogli, non so che cosa voglia dire manutenzione. Anzi, perché leggo qualche commento che segnalava che si era un po' riempito d'acqua. E l'ha fatta la manutenzione mi pare a fine anno scorso, infatti questo foglio
Vediamo se riesco a aprirlo perché attento che è proprio si rompe tutto. Devo aver preso, no, non aprirlo, è un peccato. Devo aver preso un bel po' d'acqua, ci sono le firme vecchie, ma si sente anche toccandolo che è proprio umido. Vabbè, adesso noi fermiamo. Ci sono gli adesivi dentro. Ah, perché qualcuno ha lasciato qualcosa, guarda. Cioè, vediamo, facciamo così. Adesso Tanto mi porto tutto qua. non succede niente, rimettiamo tutto a posto. Dentro. Questo non lo so che cos'è. Pokémon. Boh. Questo non si capisce. Questo è non lo so, un cosettino di qualche bimbo. Non so. Comunque noi li mettiamo tutto dentro, anche questo non so che cos'è, però lo rimetto dentro come abbiamo trovato. Metto dentro anche il foglio più vecchio e adesso vado a firmare su quello più nuovo. Anche qui come di là. Io ho una scrittura che fa spavento ai cani. Faccio scrivere al maritone che scrive meglio, cioè bella, aspetta, fermo, vai. E se stai un po' più su riesco a scrivere. Ah, che rompi mai. E metti anche la data, grazie. Vedi, il risultato di essermi rotta il polso destro da bambina, anche una frattura bella grossa, ho tenuto il gesso per un sacco di tempo, adesso scrivo del merda. Me lo sono rotto anch'io il polso destro 2 volte. Mamma mia, sempre meglio. Ora scrivo meglio. Sì, che bravo che sei. Eccolo qua. Familiari. Familiari Imbecille. on YouTube. Moglie imbecille che ho. Andiamo a cercare un altro punto? No, Vabbè, vado vado a io. casa. Ciao. Stiamo andando a vedere un posto vicino a Ponte Manco dove siamo appena andati. Vediamo se risulta già presente qualche bussolotto, altrimenti abbiamo deciso che lo facciamo noi, perché si può anche decidere di crearli e poi registrarli nell'app e farli. Quindi andiamo a vedere, però non vi dico dov'è, così lo scoprirete nell'app. Siamo arrivati al punto che dicevamo prima e abbiamo scoperto che non ci sono già bussolotti e quindi contiene bussolotti è più bello e quindi lo faremo noi. Adesso studieremo dove lasciarlo in un punto facilmente accessibile, però che sia al riparo da pioggia eccetera. Adesso studiamo un attimo perché secondo me ci sono vari punti qua, però lo voglio fare facile, che sia facilmente trovabile per chiunque. E qua ci potete venire con i bambini di sicuro perché c'è anche una bella passeggiata, però non vi dico di più, lo scoprirete sull'app.